Buongiorno a tutti, benvenuti a questa settima e ultima parte di questo breve corso di formazione di didattica del contatto, apprendimento delle lingue attraverso il contatto transfrontaliero, dedicato a quei ragazzi tra gli 11 e i 16 anni che apprendono gli uni la lingua degli altri, frequentanti scuole di aree di confine. Questa puntata è dedicata agli strumenti specifici di questa didattica. La didattica del contatto è una didattica che sfrutta in modo metodologico e continuativo la possibilità di contatti sia virtuali che dal vero, e essendo una didattica che va al di fuori così delle solite metodologie proposte o guidate attraverso i testi scolastici, ha avuto bisogno anche di strumenti particolari che i testi non offrono. È una didattica anche che sa sfruttare le classiche tradizionali attività di una didattica di apprendimento linguistico, di lingua straniera, però appunto ha avuto bisogno di questi nuovi strumenti. Allora, il primo strumento di cui parlerò è dell'autobiografia dell'incontro transfrontaliero, che è, come dice l'autobiografia, come dice la parola, è uno strumento di riflessione essenzialmente, di raccolta per poter ricordare, per poter proporre, per poter condividere. È uno strumento che viene dato ai ragazzi, è in formato sia cartaceo che digitale, in forma PDF, riscrivibile, e che avrà tra poco anche una forma proprio digitale come app, dove i ragazzi appunto possono esprimere tutte le loro impressioni, possono o devono, perché viene usato come strumento anche proprio di raccolta di conoscenze, di informazioni che i ragazzi devono produrre, devono mostrare poi agli insegnanti, almeno nelle parti quelle più di riflessione collettiva. Ci sono poi anche parti personali che i ragazzi che non hanno il dovere di mostrare. A cosa si ispira questa autobiografia dell'incontro transfrontaliero? A un documento europeo importantissimo che è l'autobiografia dell'incontro interculturale, che è stato ideato da un linguista che di cui ho già parlato nella prima puntata, quella della cornice teorica di questa didattica, e un linguista che si è occupato in modo particolare dell'educazione interculturale durante e con l'apprendimento della lingua straniera, e questo strumento di Michael Byram, chiamato Autobiografia dell'incontro interculturale, ha ispirato l'ideazione di quest'altra autobiografia più specifica, contestualizzata nelle aree di confine, perché ogni apprendimento linguistico ha bisogno di strumenti contestualizzati, però sicuramente ecco, l'esistenza di quel documento è stata molto importante perché è stato uno strumento guida per costruire quest'altro. Anche questo strumento è stato comunque costruito e co-costruito, pensato insieme agli insegnanti, ovvero le domande che vengono proposte nell'autobiografia sono domande che sono state costruite insieme a loro, agli insegnanti che hanno partecipato al progetto. Ecco, se andiamo a vedere nello specifico questo strumento, c'è una prima parte biografica, naturalmente, dove i ragazzi sono invitati a scrivere così qualcosa che riguarda la loro identità, e alcune parti sono in due lingue, alcune parti invece sono solo nella lingua madre o di scolarizzazione, perché richiedono una riflessione che a questi livelli non è possibile proporre o chiedere nella lingua straniera, nella lingua seconda. C'è una richiesta di andare anche a proprio ad inserire delle foto
che rappresentino l'altro, sempre seguendo questo concetto per cui l'immagine dell'altro, proprio l'immagine fisica, deve accompagnarmi in tutte queste settimane di collaborazione, perché l'altro si deve visualizzare in qualche modo dentro di me. E quindi c'è questo invito anche a mettere delle immagini o qualcosa che rappresenti i ragazzi dell'altra scuola. Segue cronologicamente il diario, questa autobiografia, segue cronologicamente le attività proposte, però è anche possibile inserire delle pagine a parte se qualcuno vuole aggiungere o se vengono identificati nel percorso delle tematiche che non erano previste nell'autobiografia. Quindi ci sono queste parti dedicate alla prima discussione, per esempio, la discussione in classe, e con l'invito di scrivere gli appunti, di annotarsi o anche di poter inserire in modo multimediale alcune parti della discussione se vengono registrate, per esempio. Segue ecco sì, anche un'immagine del momento per ricordarsi come abbiamo affrontato, quali emozioni mi abbia dato discutere su questa tematica, cosa ho scoperto, cosa mi ha colpito e le cose che non sapevo o quelle che non sapevo che sapevo, quindi un'operazione di consapevolezza generale. E poi ci sono parti dedicate proprio all'apprendimento linguistico, dove i ragazzi vengono invitati a costruire il proprio piccolo vocabolario del contatto, dell'incontro, e quindi questa pagina sarà diversa per ogni ragazzo, che si annoterà la parola che si ricorda, quella che vorrebbe poter usare, o le parole che hanno imparato. In questo caso erano molte parole legate alla tematica dell'ecologia. E poi c'è questo momento importante del andare ad immaginare come sarà l'incontro, e quindi una discussione in classe a cui segue completare proprio l'autobiografia, cercando di andare a verificare quali siano le conoscenze dell'altro tra i ragazzi, come pensi che sia, come credi che sia la sua scuola, la conosci, sei già stato, che esperienze hai di altri contatti con i ragazzi che vengono dall'Italia o dalla Slovenia. Di nuovo le strutture linguistiche che i ragazzi pensano che andranno ad usare, quello che loro sanno già e le nuove strutture, quelle che serviranno in questa occasione. E poi delle pagine appunto bianche dove i ragazzi possono aggiungere delle cose che vogliono loro. E così via via, insomma, questo strumento segue pedissequamente le esperienze di incontro o di preparazione all'incontro che i ragazzi hanno. Una parte finale è dedicata proprio alla narrazione di una storia di incontro, dove i ragazzi appunto sono invitati a commentare questo incontro, che può essere con un gruppo di ragazzi o dedicato a una persona in particolare con cui hanno fatto più amicizia, cose che succede spesse volte, soprattutto le ragazze tendono così a rimanere subito in contatto e a provare una vera sensazione di amicizia con questi nuovi ragazzi di questa nuova scuola. L'altro strumento invece che abbiamo usato è lo strumento del Google Forms, in italiano si chiama i moduli di Google, che è uno strumento simpatico, molto semplice, a disposizione della suite di Google, per poter costruire dei quiz o dei sondaggi. Ecco, questo è uno strumento importantissimo che abbiamo visto negli anni. Noi lo abbiamo usato per andare ad interrogare nell'immediato i ragazzi sulle proprie sensazioni e poterle condividere con l'altro gruppo classe. E quindi strumento di confronto e strumento che mi dà la possibilità di che cosa gli altri pensano di me.
E questo aspetto determina molto l'approccio, l'atteggiamento che i ragazzi poi hanno nei confronti dell'apprendimento linguistico. Sapere che gli altri pensano bene di me, perché durante la videoconferenza a me sembrava di aver parlato malissimo, invece loro mi dicono che siamo stati molto bravi, eccetera, è molto incoraggiante, perché mettersi in gioco con la lingua dell'altro è assolutamente una cosa difficile, c'è bisogno di molti feedback positivi possibilmente da parte dell'altro, cosa che viene in modo sempre molto spontaneo, il feedback positivo. Ecco, se possiamo guardare nei dettagli, per esempio questa prima pagina di questo quiz, che non è un quiz ma è un sondaggio, come ti sei sentito riferito alla videoconferenza, e quindi le domande sono: come ti sono sembrati i ragazzi dell'altra classe? Spontanei, felici, abbastanza spontanei, imbarazzati, impacciati, non interessati, no? Come ti sei sentito tu durante la videoconferenza, con la possibilità anche di mettere dei commenti personali che non vanno quindi che non sono rappresentati dalle risposte multiple, e come è stato parlare la loro lingua. È stato facile, è stato difficile, lo rifaresti? E come hai percepito tu il fatto che loro parlano la tua lingua? Che impressione ti ha dato questa cosa? E un giudizio in generale sulla videoconferenza. Ecco, questo semplicissimo strumento è quello che ha dato ai ragazzi, come accennavo prima, proprio il coraggio di andare avanti, perché loro si erano percepiti non così bravi, invece la risposta dall'altra parte, dall'altro gruppo, era una risposta particolarmente positiva, e soprattutto hanno scoperto insieme che la maggior parte delle risposte per quanto riguarda com'è parlare la lingua dell'altro era scelta tra non facilissimo per me, ma lo rifarei, che è un grande risultato, diciamo, a cui la didattica del contatto puntava in qualche modo. Grazie.